Avveniristico, è questo l'aggettivo giusto per descrivere Ferro Wine, il nuovo store di Ferro Beverage & Co., azienda di Castelfranco Veneto nel settore della distribuzione di bevande per il canale Horeca, quindi hotel, bar e ristoranti. Design accattivante, illuminazione studiata nei minimi dettagli, scaffalature con temperatura ed umidità controllate per conservare perfettamente i prodotti. Questo nuovo spazio vendita di oltre 1000 metri quadri rappresenta per la famiglia Ferro motivo di grande soddisfazione. Sì, direi che è la realizzazione di un sogno. Il format è una biblioteca del vino. Per me è una vetrina per i piccoli produttori di eccellenza, è un'opportunità, una formazione per la clientela dei pubblici esercizi ed è un punto di riferimento per la clientela privata dove acquistare, trovare prelibatezze sia nel campo, sia nel settore del food che del buon bere. In particolare quali sono i prodotti, che cosa si può trovare all'interno di questo spazio? In particolare questo Ferro Wine nasce come struttura per il vino, per cui la struttura proprio nasce per accudire le luci, la climatizzazione, gli scaffali, nascono per essere l'ambiente perfetto per conservare il vino, per esporlo, per venderlo, abbinato a dei sommelier professionisti che saranno tra gli scaffali a consigliare la clientela. Siamo sicuri di dare un'ottima offerta al nostro cliente. L'obiettivo della famiglia Ferro è quello di diventare punto di riferimento del buon bere a livello regionale. Questo anche attraverso la collaborazione di personale altamente qualificato. Come responsabile vini, ad esempio, è stato scelto il miglior sommelier d'Italia del 2011, eletto dalla guida vini dell'Espresso. La cosa che mi piace molto e che anche oggi ho cercato di fare è quella di mettere assieme tutte le regioni italiane, quindi la Sardegna assieme all'Alto Adige, la Puglia vicino all'Emilia Romagna, nel senso che l'importante è che i vini siano italiani, che vengono prima di tutto da vitigni autoctoni italiani, e poi da vitigni internazionali, però l'importante è che la terra caratterizzi molto anche i vitigni internazionali, quindi si parla di Syrah di Sicilia, si parla di Chardonnay dell'Alto Adige che hanno una forte caratterizzazione dell'ambiente. Quindi insomma si abbraccia un po' tutta l'Italia. Sì, sì, l'importante è che sia vino italiano, ci dobbiamo dare una mano tutti assieme per fare grande questo paese. Ritengo che non ci devono essere dei vincoli territoriali o vendere solo vini del Triveneto, l'importante è che siano italiani. Cantine grandi o cantine piccole? Piccole, spesso piccoli artigiani che lavorano in biologico perché ritengo che sono più rispettosi e sensibili per il loro ambiente, ma spesso sono proprio piccoli artigiani, sono proprio dei garagisti come li chiamano in Francia. Sono oltre 4.000 le referenze tra vini e spumanti, champagne, acque minerali e liquori. Ampio spazio trovano anche le birre artigianali alla spina in bottiglia, sapientemente selezionate da un esperto degustatore. È un po' quello che farebbe un sommelier nell'ambito del vino, quindi dalla ricerca di prodotti nuovi alla loro proposta sul mercato nel migliore dei modi, dall'aiutare i nostri clienti a servirli praticamente nel modo più appropriato, fino anche a creare delle serate, degli eventi, quindi abbinamento con i cibi, un po' 360 gradi quello che riguarda la qualità nella birra sostanzialmente. Lo Store Ferro non è dedicato solamente alla vendita al dettaglio, all'interno ci sono ambienti pensati per ospitare altre attività e momenti di incontro. È una nuova concezione di negozio dove il consumatore finale potrà avvalersi di essere seguito da del personale altamente formato e dove è accurata anche la ricerca dei prodotti che possono essere altamente qualificati, di alta qualità e anche particolari. Questo spazio sarà dedicato anche a degli incontri, ad approfondimenti su varie tematiche, no? Sì, è stato il punto forte che abbiamo pensato io e mio fratello di dedicare questo spazio ad una nuova opportunità di conoscere i prodotti, di
essere a contatto anche con la possibilità anche ai fornitori stessi e alle aziende stesse di presentare i loro prodotti. Saranno organizzati dei corsi sia serali che giornalieri sul vino, sul tema della birra, sui miscelati, anche su abbinamenti cibo-vino. È stato studiato fortemente il connubio di conoscenza con la presentazione dei prodotti. L'evento Calice e Boccali, che si è svolto proprio all'interno di Ferro Wine, è un esempio di come questo nuovo spazio possa ospitare iniziative di approfondimento e conoscenza attorno al mondo dell'enogastronomia. Da domani siamo pronti, vi invitiamo a venirci a visitare e a farvi vivere questa struttura fatta di tante buone cose, di tanti professionisti pronti ad accogliervi. Speriamo che l'occasione delle festività di Natale e degli acquisti del mese di dicembre sia l'occasione buona per vedervi qui da noi. Mille grazie a tutti.